L'occhio della cinepresa, tra fiction e documentari, le testimonianze della SAR Film sui cambiamenti della Sardegna negli ultimi 45 anni. Tutto ha inizio in un piccolo villaggio nel Sulcis, con l'apparizione di un venditore ambulante e una scatola misteriosa. Inizia come una fiaba l'avventura di Salvatore Sardu. Arriva a me, cioè, guarda, lei ho questa scatoletta. Gli ho detto, scusa una cosa, no, non glielo dico, una sorpresa, lei la prenda. Solo 18.000 lire, scusi, è la metà del mio stipendio di allora. Ho detto, ma no, guardi, lei la deve prendere, altrimenti lo obbligo, lo costringo, lei non lo può. Ascolti, ok, mi convinci, prendo la scatoletta e arrivo a Cagliari. Adesso vediamo ancora, ho visto questa cinepresa. Ho letto le istruzioni e adesso vado a provarla. Era il gennaio del 1967. Allora Sardu insegnava alla facoltà di economia e un giorno trovò la sua università occupata. L'occasione per cominciare a documentare la realtà gli si offriva su di un piatto d'argento. Ho filmato questa occupazione, poi mi sono preso gli accordi quando ho fatto la manifestazione, hanno fatto tutte le facoltà, hanno fatto una grande manifestazione per le vie di Cagliari e ho filmato anche questa. Qui sono le prime riprese in bianco e nero, naturalmente. Nel 1984 nasce la SAR Film, agenzia di produzione video e documentari. In Sardegna si chiude l'epoca delle miniere. Per Sardu, figlio di un minatore di Arbus, il tema dei primi lavori nasce dall'osservazione della quotidianità. Immagini, volti e situazioni difficili da scordare per gli occhi di un bambino. Ricordavo benissimo i volti di questi minatori, pallidi, perché erano sempre chiusi in miniera, quindi magari per giorni di festa riuscivano a farsi vedere. E quindi ricordo un po' sempre immersi nella silicosi, d'altronde anche mio padre è morto di silicosi. La fame, il freddo, la povertà. La SAR Film racconta la Sardegna nera del carbone e del piombo, le battaglie per la sopravvivenza di una realtà che va scomparendo e che lascia nella miseria migliaia di famiglie. Le situazioni più drammatiche nel Sulcis. Carbonia, una città che resiste, diventa un'opera esemplare per disegnare questo passaggio. Una volta che le miniere di carbone non servono più perché il carbone Sulcis non è poi così buono, è molto pieno di zolfo e così via, allora si era deciso di chiudere Carbone, cancellarla come se non fosse mai esistito. Chiaramente lì ci fu una lotta disperata degli abitanti, fu chiamata la Stalingrado di Sardegna, più che documentario era un docufiction, nel senso che poi chiamava un po' di amici del vicinato e dopo questi fungevano da comparse sempre a livello amichevole, senza soldi. Non solo storia, il lavoro a cui Sardu è perfezionato, C'era una volta un prato, è una fiaba ambientale realizzata filmando per 2 anni da un balcone la vita e la progressiva cementificazione di un campo fiorito. I grandi cambiamenti che attraversano le epoche si comprendono anche osservando i dettagli. Anche un piccolo prato può dare gioia all'uomo, invece di distruggere sempre e metterci il colate di cemento, questa era l'idea. E poi costumi, folklore, arte, archeologia. L'occhio della cinepresa è quello appassionato di chi ama, custodisce e tramanda tutto lo splendore della sua terra, che vuole trattenerne l'anima con un fermo immagine. Sono gli anni 90, il periodo d'oro della SAR Film. C'era una volta, e quando proprio era il massimo dello splendore della SAR Film, che andavano tranquillamente, sono andati in Australia, sono andati in Madagascar, sono andati in Russia, moltissimi in America, perché attraverso la base NATO della Maddalena me ne chiedevano e li mandavano a casa per far vedere la Sardegna. Turisti, scuole e biblioteche adottano i documentari con la stessa passione con cui l'autore li realizza, davanti un solo nemico, il tempo. Purtroppo la tecnica è cambiata troppo spesso, questo è quello che mi ha rovinato un po', nel senso che inizialmente ho iniziato con l'8 mm, poi sono passata al Super 8. Poi il Super 8 non serve più a niente perché ormai con l'elettronico ho dovuto cambiare di nuovo, spendendo tra l'altro una barca ai quattrini. Poi improvvisamente nel 96 scopro che non vale più niente perché la tecnologia prevede un salto di qualità bellissimo, niente da dire col digitale. E col digitale arriva la concorrenza amatoriale, le spese sempre più alte, intorno un mondo in rapida evoluzione, sempre più di fretta, a cui Sardu sente di non appartenere più. La SAR Film, dopo 45 anni, oggi chiude i battenti, nell'ideatore solo rimpianto per la sua terra. Avrei dovuto essere aiutato, questa è la realtà. Io da solo ho fatto quello che ho potuto. Avrei potuto dare molto di più, questa è l'unica cosa che in qualche modo mi dispiace. Apriamo la seconda parte del TG parlando di libri. Gente senza storia, questo è il titolo del volume scritto a 4 mani dal documentarista Salvatore Sardu e dalla sorella Maria. Un viaggio a ritroso nella Sardegna del primo dopoguerra.
Dall'immagine alla parola, dalle suggestioni visive alla fascinazione della narrativa. Salvatore Sardu, pioniere della fotografia documentaristica in Sardegna, dà alle stampe la sua prima fatica letteraria. Gente senza storia, scritto a quattro mani con la sorella maggiore Maria, è un viaggio nella Sardegna del secondo dopoguerra. Un diario compilato con oltre 60 anni di ritardo, un miracolo della memoria, verrebbe da dire, vista la quantità di notizie e di particolari offerti dagli autori. Il libro racconta l'epopea di una famiglia come tante nella Sardegna degli anni 40, storie di povertà estrema, di sacrifici e di lotte per la sopravvivenza, di persone capaci di rinunciare a tutto tranne che alla propria dignità. Dai primi anni trascorsi ad Arbus al trasferimento nel capoluogo che si risollevava dalle ferite della guerra, una città in ricostruzione, problematica ma allo stesso tempo ricca di opportunità. Il libro è anche la cronaca fedele di una Sardegna che non c'è più, la testimonianza di una delle fasi più difficili per la nostra isola, superata brillantemente grazie al lavoro, alla determinazione e all'impegno dei sardi senza storia.